Strade di sangue in Veneto, a Cittadella, schianto tra due auto, muore un 31enne militare in servizio alla caserma Ederle di Vicenza. A Montecchio Maggiore, 68enne, travolta e uccisa da un'auto. Aggredito a casa mentre sta per entrare in garage, è caduto a Motta di Livenza. Sotto shock la famiglia del 22enne Andrea Strappazzon, che racconta: ho temuto per i miei genitori. 5 colpi d'arma da fuoco contro la sua abitazione. Il giornalista Ario Gervasutti commenta le indagini che hanno identificato nell'ex senatore leghista Alberto Filippi il mandante dell'agguato contro la sua famiglia. Sassi contro le auto, i passanti, paura ieri sera al Portello a Padova, dove un 37enne in escandescenza è caduto a terra in preda alle convulsioni, trovata droga nello zaino. Una giovane barista aggredita in via Piave a Mestre mentre torna a casa. Un tossicodipendente l'ha seguita e una volta raggiunta l'ha palpeggiata e minacciata. Arrestata per tentato omicidio la 35enne che ha evirato l'ex marito sabato sera a Marghera. La donna ha raccontato che l'uomo voleva violentarla. Benzina ancora in aumento in autostrada, ora il self costa più di 2 euro, ma secondo i dati del Ministero il Veneto è la regione in cui la verde è meno cara. Turismo, un Ferragosto tra luci e ombre in Veneto, dati molto buoni, ma in alcune località si sperava in qualcosa di più e molti scelgono di rimanere a casa. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, quella appena trascorsa è stata una notte di sangue sulle strade del Veneto. Nel Padovano, lungo la Postumia, 2 auto si sono scontrate, il bilancio è di un morto e un ferito. Un tragico frontale sul rettilineo che attraversa la provincia di Treviso per arrivare a Cittadella. Ancora un incidente mortale lungo la Postumia, la statale 53 questa notte. 2 auto, una Mercedes, una Ford Fiesta si sono scontrate. L'impatto, forse a causa della velocità, è stato tremendo. Prima lo scontro, la Mercedes che carambola e la Fiesta che finisce nel fossato, accanto inabissata per 50 centimetri. I primi a trovare le 2 auto sono gli operatori del 118 di un'ambulanza della Croce Rossa che era di passaggio. I vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e Padova con l'autogru. Hanno estratto il conducente della Mercedes, che è stato preso in cura e stabilizzato per essere trasferito in ospedale, mentre il conducente della Ford, finita in acqua, era già deceduto. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. A perdere la vita un giovane di soli 31 anni, un sergente americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. L'automobilista ferito non è in gravi condizioni, è un uomo di 47 anni di Cittadella. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto c'erano i carabinieri di Padova. E nella notte nel Vicentino, a Montecchio Maggiore, ha perso la vita una donna di 68 anni travolta da un'auto mentre era in bicicletta. Montecchio Maggiore. Si chiamava Maria Teresa Albiero, la donna che in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto ed è morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate. L'impatto è accaduto ieri sera verso le 21:30 nei pressi del rotatorio del polisportivo tra via Zanato e via Trozzi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente eseguita dai carabinieri di Valdagno intervenuti per i rilievi, un'auto condotta da un uomo di 30 anni avrebbe tamponato la ciclista in prossimità di uno degli svincoli della rotatoria. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM. I medici, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno stabilizzato il corpo della donna e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove poi è deceduta. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale. Su di lui sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico con cui si era messo alla guida. Attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione delle autorità giudiziarie. Ed un motociclista veronese di 76 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi. L'uomo si è scontrato con un autobus della Sasa, la concessionaria di trasporto pubblico dell'Alto Adige, mentre percorreva la provinciale 9 della Valdultimo. Sul posto i carabinieri della stazione di Scena, Merano, i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Ancora cronaca, andiamo nel Trevigiano, a Motta di Livenza, aggredito a casa mentre sta per entrare in garage. Sotto shock la famiglia di Andrea Strappazzon, che racconta: mi hanno colpito alle spalle. Sentiamo. Ho sentito 2 botte forti sulla schiena e poi anche sono qua sul braccio.
non so con cosa sia stato fatto. Ce l'ho avuto sul braccio e qua sull'addome. Ripercorre quei drammatici momenti Andrea Strapazzon, 22 anni, quando al rientro a casa da una serata con gli amici è stato aggredito alle spalle da un malvivente che si è intrufolato all'interno del giardino di casa. Lo ha atteso vicino al garage, poi è iniziato il pestaggio. Ho sbattuto contro il basculante del garage e ho gridato mamma, papà, e sono arrivati giù subito, cioè in senso hanno urlato, perché hanno detto magari si sentiva male, qualsiasi altra cosa. E sono arrivati, poi io sono rimasto accasciato a terra e loro hanno aperto e non c'era più nessuno. I genitori, che erano tornati a casa da poco, appena sentite le urla del figlio, si sono precipitati fuori. Il giovane è ancora dolorante a terra. Andrea non è riuscito a capire se i banditi fossero stati 2 o solo uno. Sicuro è che il bandito lo ha colpito con qualcosa di tagliente, visti i segni sul braccio. Non ha mai parlato, spiega il 22enne, mi ha solo aggredito. Poteva andare anche peggio. Poteva accadere qualcosa ai tuoi genitori? Sì, poteva sia accadere qualcosa a me se non fossero stati a casa i miei genitori, che magari non arrivavo a mezzanotte e mezza, mezzanotte e 20, arrivavo più tardi, loro stavano dormendo, lui entrava, magari non succedeva nulla, prendeva, faceva il furto che doveva fare, andava via, ma magari poteva anche succedere qualcosa di peggio. Ha passato una notte sotto shock, Andrea ora sta cercando di andare avanti e non pensare a quello che sarebbe potuto accadere. Ho la fortuna che ci sono tante persone che mi stanno vicino e mi dicono stai tranquillo e tutto. Sì, adesso però sicuramente la sera si sta sempre con un occhio di riguardo in più adesso. Il 22enne la sera stessa dell'aggressione è stato portato in ospedale per essere medicato, poi la denuncia ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. A casa non ci sono telecamere di videosorveglianza, ma i militari dell'Arma stanno cercando immagini nelle zone vicine. Mai mi sarei aspettato, ci spiega, una cosa simile. A casa tua dici dovresti essere più sicuro. Invece E invece purtroppo succedono anche queste cose, non sarà né la prima né l'ultima volta. E ritorniamo ora sul caso del ristoratore Maurizio Bassetto di Cimadolmo, ritrovato cadavere sabato nella concimaia del suo ristorante. La procura che indaga sul caso lascia aperte tutte le ipotesi. Decisiva sarà l'autopsia che verrà eseguita giovedì. Sarà conferito mercoledì dal sostituto procuratore Giovanni Valmassoi al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del ristoratore ottantenne Maurizio Bassetto, titolare dell'omonimo ristorante sulle Grave del Piave a Cimadolmo. Bassetto è stato ritrovato senza vita sul fondo della concimaia dell'agriturismo, sul corpo 6 fendenti, di cui uno al cuore, che ne avrebbero causato la morte. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Conegliano, quei colpi se li sarebbe inferti da solo, utilizzando un coltello e un rasoio che sono stati trovati addosso al cadavere. Ma la procura, che ha aperto un fascicolo sul caso, non esclude per ora alcuna pista e considera decisiva l'autopsia per acquisire elementi certi sulla morte del noto ristoratore. L'esame sarà eseguito nella giornata di giovedì. Fino ad allora le ulteriori indagini si concentreranno sul contesto patrimoniale di Bassetto e sulla sua rete di conoscenze dai parenti agli amici. Resta il fatto che a oggi non sono emersi elementi significativi che possano indurre a pensare a un delitto. L'ottantenne non avrebbe infatti ricevuto minacce e non risultano particolari attriti con chi che sia. Il giornalista Ario Gervasutti commenta l'esito delle indagini della direzione distrettuale antimafia che ha identificato nell'ex senatore Alberto Filippi il mandante dell'agguato contro la sua famiglia il 16 luglio del 2018. Sono basito rispetto al fatto che il mandante sarebbe questo un imprenditore peraltro di successo, cioè non un disperato con l'azienda sotto scacco della criminalità organizzata. Il 16 luglio 2018 la casa del giornalista, oggi caporedattore del Gazzettino, fu bersagliata con 5 colpi di pistola. I proiettili finirono nella stanza del figlio, allora ventenne. Non fu un tentativo di rapina. Oggi, a distanza di 5 anni dall'accaduto, quell'agguato avrebbe un mandante, l'ex senatore della Lega, il vicentino Alberto Filippi. E lui lamentava che il giornale non dava sufficiente spazio alla sua versione dei fatti rispetto a una polemica locale, un contenzioso sul cambio di destinazione d'uso di un terreno
un terreno di sua proprietà su cui doveva sorgere, non ricordo bene se un centro direzionale, un centro commerciale. Gervasutti allora al Giornale di Vicenza fece pubblicare un secondo articolo con la versione dell'ex senatore, eppure mai ebbe il minimo sospetto che i due episodi potessero essere collegati. Avrò parlato con lui 3-4 volte, avrò telefonate sue, a me altrettante, ma stiamo parlando del 2010. Poi dalla fine del 2010 più o meno io non l'ho mai visto né sentito. L'avviso di conclusione delle indagini a Gervasutti è arrivato il 23 di giugno quando la direzione distrettuale antimafia ha comunicato i nomi dei 43 indagati nell'inchiesta sulle infiltrazioni in Veneto dell''ndrangheta calabrese. In quel file c'era il nome di Filippi collegato proprio ai fatti del 16 luglio di 5 anni fa. Un imprenditore di successo, un ex parlamentare, una persona laureata, un veneto che entra in contatto e che coabita con una cosca dell''ndrangheta, francamente è qualcosa di inimmaginabile, ancor più inimmaginabile rispetto alle motivazioni che starebbero dietro a questa azione. E sulle presunte intimidazioni ordinate da Alberto Filippi abbiamo sentito telefonicamente l'opinione di Giampaolo Gobbo, l'ex segretario nazionale della Lega. Il suo giudizio resta cauto. Sentiamo. Se è vero, perché bisogna verificare, ripeto, tutto ciò che è un'inchiesta, bisogna anche poi che passi un giudizio, quindi che ci sia la realtà dei fatti consolidata. Ma da questo, se è vero questo, certamente avere contatti con la criminalità organizzata e addirittura cercare di intimidazione di un direttore, di un giornalista, di una persona che stimo da sempre. Lo sconcerto dell'ex segretario nazionale della Lega sulla pesantissima accusa all'ex senatore Alberto Filippi del suo presunto coinvolgimento come mandante all'attentato dell'abitazione del giornalista Ario Gervasutti. Il riserbo è massimo in mancanza di documenti e prove certificate acclarate. Il ricordo di Gobbo del collega è positivo all'inizio della sua militanza nello stesso partito. Una brava persona, quello che ricordo a quei tempi non c'erano problemi. Poi invece sono cominciati i problemi perché lui come imprenditore, come altro eccetera, aveva praticamente delle situazioni particolari nel Vicentino. Il contrasto aveva comportato ad un richiamo ufficiale degli organi interni di vigilanza della segreteria regionale. La reazione inaspettata del senatore vicentino aveva inasprito le tensioni che hanno portato alla sua espulsione dal partito. Forse per difendersi, forse per cercare di salvare la sua situazione, eccetera, ci disse che aveva praticamente in mano determinate situazioni che possiamo chiamare dossier di vari membri della Lega, al che ciò ci è sembrato un ricatto e su questo, quei principi che avevamo, non è certo stato preso bene, infatti si è chiesta l'immediata espulsione che è stata fatta dal federale, essendo allora un membro del Senato. Ancora cronaca, sassi contro le auto e i passanti, paura ieri sera al Portaello dove un uomo dopo aver dato in escandescenza è caduto a terra in preda alle convulsioni. Lanciava sassi contro le auto in sosta rischiando di colpire anche i passanti. Siamo in zona Portello dove la scorsa notte un 37enne tunisino è stato fermato dagli agenti della sezione volanti della questura di Padova, chiamati dopo la segnalazione di alcuni cittadini. L'uomo fermato ha dato in escandescenza salvo poi cadere a terra in preda alle convulsioni. Gli agenti sono riusciti a calmarlo, hanno chiamato il 118. Nello zaino è stata trovata eroina in dosi, 2 forbici, un cacciavite, una pinza, un cutter e 4 telefonini cellulari danneggiati sullo schermo. L'uomo è stato indagato per danneggiamento, detenzione della droga e per il possesso di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 37enne irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia e condanne a suo carico. È stato sedato in ospedale, ora si trova in carcere. Ancora violenza in via Piave a Mestre, una giovane barista è stata aggredita mentre tornava a casa. È uscita, appena uscita da qua, non avrà fatto neanche una ventina di metri, andando verso casa, che non abita lontano da qua,
è stata aggredita. Questo ragazzo si è soffiato il naso, si è pulito addosso a lei e ha cominciato a palpeggiarla. Seguita e palpeggiata da un tossicodipendente mentre stava rientrando a casa. Come non bastasse alla sua reazione di difesa, è stata minacciata con l'ago di una siringa. Attimi di terrore a Mestre in via Piave in pieno giorno, accaduti ad una giovane donna che lavora come barista in un locale poco lontano. Andiamo fuori tutti e questo ragazzo era ancora là che l'aspettava con una siringa e minacciava tutti. I carabinieri in un paio di minuti sono giunti sul posto con 2 pattuglie. Nel frattempo questo ragazzo ha cominciato a bucarsi davanti a tutti in pieno giorno. Inutili tutti i richiami e i rimproveri da parte delle forze dell'ordine. No, io ho bisogno, mi devo fare. Infatti che hanno aspettato che si facesse e dopo l'hanno caricato in macchina e l'hanno portato via. La dipendente ha sporto denuncia per tentata violenza e minacce, denuncia che comunque non è bastata per trattenere il tossicodipendente. E fa di caso che lui dopo un paio d'ore era di nuovo fuori e di nuovo che gesticolava con le mani come sfidarci. E le minacce sono continuate? Ogni giorno continuano, deve fare qualche dispetto, sputare sui vetri o mettere delle carte davanti alla porta. L'esasperazione di questo commerciante è giunta oltre il limite. Non hanno la forza di poterli arrestare, non sanno neanche loro cosa fare. Lo portiamo in caserma, tanto sanno che viene rilasciato, tanto sanno che è inutile, tanto sanno che ormai è schedato e infatti è così, loro lo portano dentro, ma dopo viene fuori, ma non per colpa di loro, loro hanno fatto il loro lavoro. È il dopo che non va. La situazione è divenuta invivibile anche per le sue dipendenti. In futuro il commerciante ha pensato di avvalersi di una sorveglianza privata. Ricorrerò alla solita Nigerian Security Suite, la NSS. Io non ce l'ho contro il prefetto, non ce l'ho contro il questore, non ce l'ho contro le forze dell'ordine che ci sono sempre e sempre disponibili. Io ce l'ho con la politica in generale. La politica nostra italiana che fa, se posso dirlo, schifo. Ed ancora cronaca dal veneziano perché è stata arrestata per tentato omicidio la 35enne che ha evirato l'ex marito sabato sera a Marghera. Arrestata per tentato omicidio la mamma 35enne di origine africana che ha evirato con un coltello da cucina l'ex marito, suo connazionale 40enne, per difendersi, dice lei, dalla tentata violenza, sebbene al momento non risulta che la stessa abbia sporto alcuna formale denuncia nei confronti dell'ex, né per la presunta violenza né per l'aggressione. I riscontri eseguiti dagli agenti della squadra mobile della Questura di Venezia che hanno indotto il PM di turno a disporre la misura cautelare dell'arresto. Il fatto sabato scorso, intorno alle 21:30, in via dei Pioppi a Marghera, è scaturito nel corso di una violenta lite dopo che i due si erano incontrati nell'appartamento di lei per decidere sull'affido della bimba. La 35enne ora si trova nel carcere femminile della Giudecca a Venezia. Tuttora al vaglio della polizia la ricostruzione dell'episodio, dei contorni non limpidi. Si dovrà attendere il decorso post-operatorio del 40enne, immediatamente soccorso con una grave lesione e operato d'urgenza all'ospedale di Mestre, dove si trova anche oggi in prognosi riservata. Anche la 35enne nella colluttazione è rimasta leggermente ferita. Medicata la sera stessa del fatto, è stata visitata nuovamente in pronto soccorso domenica mattina, accompagnata dalla polizia. Un sabato di festa trasformatosi in una notte da incubo per 7 giovani veneziani a bordo di un barchino che si è ribaltato in Canal Grande all'altezza di Rialto. Prima lo spavaldo invito alle 2 sconosciute turiste dell'imbarcadero di salire a bordo. Vieni in barca con noi, che siamo tutte e due. Poi improvvisamente nulla, niente più musica né altro, una manovra errata e il barchino si rovescia fino a ribaltarsi con tutti i presenti a bordo e ripreso in diretta Facebook dagli stessi interessati sabato notte a Rialto, Venezia. Ecco un estratto del ribaltamento. Feriti con contusione di chimosi di varia natura e fortunatamente non in modo grave i 7 giovani veneziani che erano a bordo del barchino che improvvisamente si è rovesciato. Le urla, il panico, lo shock di quei drammatici momenti mentre dal barchino letteralmente a picco ne emerge soltanto la prua.
girare mai! Vai su! Ah, quando torno per stecca! Quindi l'arrivo e il salvataggio ad opera dei pompieri. Il fatto sotto gli occhi esterrefatti di turisti in gondole a cena nei ristoranti Fronte Laguna. In quel barchino potevano stare al massimo 5 persone e non 7, denuncia oggi il consigliere veneziano di municipalità Marino Marin. Ed è bastata una leggera virata che la barca si è capovolta. Fortunatamente, diciamo, non ci sono state gravi conseguenze né per la barca e neanche per gli avventori. E parliamo ora del caro benzina che aumenta ancora il prezzo in autostrada, ma secondo i dati del Ministero il Veneto è la regione d'Italia in cui la verde è meno cara. Sentiamo. Che non è giusto, non è giusto. Non la faccio mai, assolutamente, ci mancherebbe altro. È una follia far benzina in autostrada. Già qui cerco di andare nelle pompe bianche, però non lo so. Continua la stangata sul prezzo della benzina. Dal monitoraggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy arrivano però anche buone notizie. Il Veneto risulta essere la regione in cui la benzina ha il prezzo più basso, a 1,921 € al litro, rispetto alle più care Puglia e provincia di Bolzano, dove si sfiora 1,970 € al litro. Ma alcuni automobilisti di ritorno dalle vacanze sono scettici. Siamo stati fuori regione e questa differenza non l'abbiamo notata. E nonostante il Veneto sia la regione in cui la benzina al prezzo più basso, rimane alle stelle. Secondo i dati del Ministero, per il selfie in autostrada il prezzo medio è di 2,015 € al litro, malcontento quello degli automobilisti alle stazioni di servizio. Che il governo è un ladro di ci vuole proprio saperlo, che ci sta mettendo proprio in difficoltà tutti quanti. Quindi è una bella convenienza questa, vero? Per chi soprattutto? Benzina non in grande aumento rispetto a venerdì scorso, ma la tendenza resta sempre al rialzo. A poco sembra servito il provvedimento del Ministero sull'esposizione del prezzo medio. In genere butto l'occhio lì nella cosa che hanno detto che è diventata obbligatoria, però non lo so. Io so che è alta comunque. Cioè, nonostante dicano, ogni governo che viene dice che abbasserà il costo della benzina. E invece? A me non pare. Vigilia di Ferragosto, in molti sono partiti per le vacanze al mare, ai monti, nelle città d'arte. Nel prossimo servizio il punto sul turismo nella Marca. Bene ma non benissimo come ci si aspettava qualche mese fa. In un anno comunque fonte di soddisfazioni per gli albergatori della Marca, il bilancio di Ferragosto è fatto di luci ed ombre a seconda delle aree della provincia. Da dire che il Ferragosto per Treviso città non è mai stato un periodo particolarmente ricco. La settimana centrale dell'estate è tradizionale appannaggio dei turisti italiani che quest'anno si stanno vedendo meno, vuoi per il caro prezzi che ha ridotto la spesa per le vacanze, vuoi perché dopo la pandemia c'è chi ha preferito tornare all'estero. Di certo molti i turisti, specie stranieri, nell'area delle colline UNESCO. Sicuramente sarà un Ferragosto buono. Dopo, come sempre, io dico sempre, a Treviso ci sono 3 aree. C'è l'area pedemontana che fa capo alle colline del Prosecco, che sta vivendo un momento veramente magico, dove si sta costruendo, dove ci sono nuove strutture che stanno aprendo, dove il turismo è in fortissima crescita. L'effetto UNESCO sta producendo i suoi frutti nell'area delle colline del Prosecco. Un rallentamento invece si sta notando in pianura. La zona centrale, la zona della città d'arte, quindi di Treviso e le zone limitrofe, sta andando abbastanza bene, come tutte le città d'arte stanno andando abbastanza bene, anche se un pochino la frenata si comincia a sentire. E anche soprattutto e ancora un po' di più nella zona a sud, quella che fa un po' riferimento a Venezia. E cosa faranno domani i padovani che resteranno a casa? Ferragosto è ancora una festa da festeggiare. Sentite cosa ci hanno risposto. Ferragosto, cosa si fa? Si sta qui, ci sono i fuochi in prato, quindi si vanno a vedere quelli. In spiaggia perché sto andando a prendere un treno per andare al Lido di Venezia. E quindi che è un bel posto perché non c'è quasi mai nessuno, è uno dei pochi posti dell'Adriatico dove si sta bene a Ferragosto. Quindi è abbastanza comunque tradizionale. Molto tradizionale, è 25 anni che faccio il Ferragosto al Lido. Ferragosto cosa farà? Non faccio niente, si mangia e basta. Quindi grigliata? Brava.
Io ho approfittato per fare una gita fuori porta, veniamo da Cremona e sono con la mia amica a visitare questa bellissima città. Perché avete scelto Padova? Perché in realtà io non la conoscevo, non c'ero mai stata e ne ho sentito parlare, allora ho deciso così. Tirando le somme le piace? Molto, tantissimo, sì, culturalmente è una bella città, vivibilissima, alla portata per visitare un sacco di cose, no, molto bella. Lo passerete a casa con amici o... Sì, coi figli, se vengono, altrimenti sì, sono a casa anche i figli, sì. Andremo in cascina con la famiglia. Quindi una grigliata? Sì, una grigliata, sì. Faremo una grigliata in compagnia. Saremo così il Ferragosto, in mezzo al verde, alla natura. Starò qui a Padova, in villeggiatura. Tu sei turista qua a Padova, perché hai scelto Padova? Perché non c'ero mai stato e volevo approfittare di quest'estate per visitarla. E come la trovi? Molto bella, molto interessante, piena di storia, di cose affascinanti da vedere. E se ti posso consigliare, domani sera ci saranno anche i fuochi in prato qua, che sono tradizionali. Perfetto, allora ci sarò. E domani, giorno di Ferragosto, si celebra la solennità dell'Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria con celebrazioni religiose in tutto il Veneto. In particolare Antenna 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa dal Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Presiederà la celebrazione Sua Eccellenza Monsignor Giacinto Marcuzzo, vescovo ausiliare emerito del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Appuntamento dunque domani mattina alle 10 in diretta su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre al termine diamo uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per martedì 15 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di qualche nube più consistente nelle zone montane e pedemontane nel pomeriggio. Probabili precipitazioni a carattere locale sui rilievi attese in serata. Temperature senza particolari variazioni. Minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime tra i 29 e i 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno con venti di brezza sulla costa. Sui monti cielo poco nuvoloso con possibilità di qualche rovescio temporale a carattere locale. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime sui 31-33 gradi. Sul Trentino Alto Adige il tempo sarà soleggiato al mattino con possibilità di formazioni di nubi basse nelle valli nelle ore più fredde. Nel pomeriggio la probabilità di rovesci e temporali sparsi sarà in aumento. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sui 19 e 20 gradi, massime comprese tra i 33 e i 36 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.